Uno scontro frontale tra due barchini giovedì sera in fondamenta 9 riporta alla mente quanto accaduto solo qualche sera prima in cui hanno perso la vita 3 persone. In questo caso un uomo di 72 anni è finito in acqua in seguito all'impatto. È stato portato in salvo dai vigili del fuoco e poi condotto dall'ambulanza all'ospedale, dove è ricoverato per un trauma cranico. A bordo del secondo barchino c'era invece un 35enne che è stato ascoltato dalla polizia giunta sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'uomo ha dichiarato che il barchino del 72enne viaggiava a luci spente, ma su questo sono in corso verifiche. Entrambe le imbarcazioni comunque sono state poste sotto sequestro. Mentre proseguono le indagini per stabilire cosa sia accaduto al motoscafo di Fabio Buzzi, l'imprenditore della motonautica morto schiantandosi dopo aver battuto il record della Monte Carlo Venezia. Sarà la procura a stabilire se l'incidente sia stato provocato da un errore umano o da un problema tecnico dell'imbarcazione. È probabile che in fase di avvicinamento alla bocca di porto il responsabile della rotta abbia commesso un errore da far terminare il potente scafo contro la diga. Continua a rimanere invece un mistero l'autorizzazione. Dalla Capitaneria di Porto fanno sapere che nessuno aveva avvisato l'autorità marittima dell'arrivo di quel bolide quando ormai si era già fatto buio. Nessuna segnalazione, nessuna luce, nessuno striscione.